Lo scalo Marco Polo di Venezia torna a ripopolarsi tra il classico suono dei trolley e i sorrisi degli abbracci di chi si ritrova dietro la mascherina. Per accedere all'interno le misure di sicurezza restano massime. E questo è il termoscanner a forma di panda che riprende appunto la tua temperatura corporea non appena arrivi qua allo scalo aeroportuale. Temperatura che viene registrata direttamente nel tablet dell'addetto al servizio sanitario. Se superiore ai 37 gradi e mezzo non si accede al terminal, dove al momento è permesso l'ingresso solo a chi è munito di biglietto in partenza. Una volta che siamo all'interno del terminal abbiamo tutto ciò che sono il distanziamento sociale, che partiamo dalle sedie magari guardiamo un po' i banchi check-in, dove ci sono i bolli per terra e anche il plexiglass. Plexiglass utilizzato per mantenere la distanza sociale all'imbarco dei bagagli tra personale di terra e passeggeri in partenza. Oggi è partito 10 minuti fa il primo volo di Essen Brussels per il Belgio. Di conseguenza, in modo progressivo, i voli cominciano a ripartire. Quali sono le date che aspettiamo adesso? Il 18 di questo mese, dove riprende Volotea con i primi voli verso il sud Italia, per poi arrivare fino a 25 destinazioni entro la fine dell'estate, per cui una forte ripresa. Aspettiamo il 21, quando Ryanair ritornerà a volare, anche lei con 20 destinazioni, e dal 1 luglio ritorna EasyJet, che come sapete fa base al Marco Polo. KLM è partita dal 1 giugno e seguita da Air France e Alitalia, che non ha mai smesso di volare su Venezia, le altre compagnie presenti. Pensate che a giugno dell'anno scorso i passeggeri in transito qui al Marco Polo di Tessera erano circa 1,5 milioni. In questo giugno ad oggi i passeggeri sono stati poco più di 1.000. Terminal che per prendere nuovamente il volo deve vedere attorno a sé tutto il cordone della catena operativa, vale a dire. Si parla di alberghi, ristoranti, di anche trasporto pubblico, cioè se non abbiamo i taxi o non abbiamo i pullman o non abbiamo il vaporetto è difficile raggiungere la destinazione finale, per cui ogni pezzo della catena deve fare il suo per garantire che l'esperienza sia il più piacevole possibile.